Buongiorno, i titoli con le principali notizie. A Marsala muore in ospedale la donna picchiata dal figlio tossicodipendente, arrestato per omicidio preterintenzionale. Il giallo dei coniugi trovati morti a Palermo, nuovi accertamenti dei RIS. La procura indaga per capire se siano stati uccisi o si tratta di omicidio-suicidio. Orazio Paolello, ex capo della Stida di Gela, dopo 30 anni di carcere in semilibertà. Sicilia 24, la vedova del commerciante ucciso per essersi ribellato al pizzo. Non mi interessano le scuse. A Palermo Cosa Nostra si era infiltrata nella produzione vitivinicola di qualità e usava le cantine Rapita come un bancomat. In carcere 6 persone, indagato anche il sindaco di Camporeale. L'azienda vitivinicola dice nessun rapporto con la mafia. Sul lungomare di Catania una fogna a cielo aperto sversa sul marciapiede vicino alla fermata dell'autobus. In piazza Tricolore la pericolosa voragine è ancora lì. Calcio, il Catania prepara la terza trasferta del mese in Puglia. Domenica i rossazzurri in campo contro l'Altamura. Sul fronte impianti la dirigenza prende sempre più in considerazione Torre del Grifo. Messina sempre più nel caos, annullata la conferenza stampa della nuova proprietà, le speranze di evitare una maxi penalizzazione affidate ad una sottoscrizione. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque, è morta la donna picchiata dal figlio che chiedeva soldi per la droga. L'omicida adesso è stato fermato per omicidio preterintenzionale. Sentiamo Laura Spanò. Svolta nelle indagini sulla donna morta a Marsala, si tratta dell'ennesimo caso di violenza domestica, uno dei reati che maggiormente colpisce la provincia di Trapani. I carabinieri della compagnia tibetana infatti hanno accertato che la donna era stata picchiata dal figlio che l'ha ridotta in fin di vita per ottenere i soldi per la droga. La donna, disperata e incapace di sopportare le violenze, soprusi del figlio 51enne disoccupato e tossicodipendente, nei giorni scorsi aveva così tentato di togliersi la vita ingerendo decine di pillole, tanto da finire in ospedale. Dopo 3 giorni di ricovero presso il nosocomio Paolo Borsellino di Contrada Cardilla, la donna però è deceduta per avvelenamento da farmaci. Tuttavia, secondo le prime ricostruzioni effettuate dal medico legale, a causare la morte sarebbero state proprio le gravi lesioni riportate in seguito alle percosse subite dal figlio nelle giornate precedenti al ricovero. L'uomo, che è stato sentito a lungo da magistrati e investigatori, è stato fermato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. In attesa della decisione del GIP durante l'udienza di convalida, i carabinieri lo hanno trasferito al Pietro Cerulli di Trapani. Le indagini coordinate dalla procura di Marsala e condotte dai carabinieri sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ora si dovrà anche capire se la donna aveva mai denunciato quello che stava subendo da tempo in famiglia. Un quarantenne di Priolo Gargallo, siamo nel siracusano, è finito agli arresti domiciliari perché accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e danneggiamenti nei confronti dell'ex compagna. L'arresto, ordinato dal giudice per le indagini preliminari, è stato eseguito dalla polizia di Siracusa. E sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Salvatore Maggiore, l'uomo di 84 anni aggredito dai 3 cani corso del vicino di casa a Bagheria. Mio padre aveva paura di quei cani, non erano cuccioli, precisano i figli della vittima, smentendo la vicina di casa. Intanto il GIP di Termini Imerese ha confermato il sequestro degli animali. Desiree Ferlito. Sarà eseguita oggi al Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Salvatore Maggiore, l'uomo di 84 anni aggredito dai 3 cani del vicino di casa in contrada Amalfitana Bagheria a Palermo. Salvatore aveva paura dei 3 cani corso che spesso scorazzavano nella sua proprietà. A precisarlo sono i figli, i primi a trovare il padre senza vita dopo averlo cercato ripetute volte al telefono. Loro stessi raccontano che una volta arrivati nella zona sono stati aggrediti dai 3 cani che erano riusciti a scavalcare la recinzione grazie alla presenza di diversi buchi. Gli animali sono stati messi in fuga dal figlio della vittima che ha preso un pezzo di ferro per scacciarli. Contrariamente a quanto riferito dai vicini di casa, non c'era alcun rapporto di familiarità con il marito e la moglie che vivevano nella villetta accanto, né tantomeno con i cani, che non erano cuccioloni come riferite in una recente intervista dalla vicina di casa, ma animali di grossa taglia e che la vittima ha sempre temuto per la sua incolumità.
Intanto il GIP di Termini Imerese ha convalidato il sequestro degli animali, su cui sarà eseguito l'esame del DNA, indispensabile per chiarire le cause della morte di Salvatore. Non è ancora chiuso il caso della coppia trovata uccisa a colpi d'arma da fuoco il 5 maggio scorso in un appartamento nella centralissima via Notarbartolo a Palermo. Ci dice tutto Maglio Viola. Tornano a Palermo in un appartamento della centralissima via Notarbartolo i carabinieri del RIS di Messina, il gruppo investigazioni scientifiche. Lo hanno fatto la scorsa settimana con grande riservo per effettuare nuovi rilievi nell'immobile teatro della morte il 5 maggio scorso del commercialista Pietro Delia e della moglie l'agente di polizia municipale Laura Lupo. I due sono stati trovati dai vigili del fuoco privi di vita, entrambi uccisi con colpi d'arma da fuoco. La prima ipotesi degli inquirenti fu quella dell'omicidio-suicidio. La donna, tornata a casa dopo un periodo di separazione dal marito, al culmine di una lite avrebbe inseguito Pietro Delia nel corridoio sparandogli 4 volte e poi si sarebbe tolta la vita. I cadaveri furono trovati dai vigili del fuoco perché chiamati dalla figlia della coppia, che vive in un altro appartamento dello stesso stabile. Ma la prima ricostruzione non convince gli inquirenti. Delia è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco al torace e all'addome, non alle spalle, e dunque è improbabile che stesse fuggendo in corridoio. La donna poi presenta una ferita al collo ed una successiva alla testa, modalità anomale per un suicidio, così come la pistola trovata in mano sembrerebbe incompatibile col tipo di suicidio ipotizzato. Tutti elementi al centro degli accertamenti nuovi. I RIS hanno fatto acquisizioni anche a casa della figlia della coppia, ma i risultati di queste verifiche non sono ancora dirimenti. I dubbi restano, la perplessità del suicidio, ma anche sull'eventualità di un omicidio è ancora in piedi. In casa, infatti, non ci sono segni di effrazione. E si sta indagando anche sull'omicidio avvenuto a Ribera nell'Agrigentino. Sentiamo Davide Sardo. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Mahjouba Imen, il giovane tunisino ucciso a Ribera in provincia di Agrigento la sera del 10 febbraio. Durante l'interrogatorio nel carcere di Sciacca, Ciro Ruvolo, il 51enne arrestato con l'accusa di omicidio volontario, ha ammesso che la Fiat Panda bianca, ripresa alle telecamere di videosorveglianza, è la sua, ma ha negato di essere stato lui alla guida al momento dell'agguato. Le immagini non avrebbero permesso di identificare con assoluta certezza il conducente, ma un elemento potrebbe rivelarsi decisivo per l'inchiesta. Chi era al volante indossava una felpa che, secondo gli investigatori, apparterrebbe senza dubbio all'indagato. Ruvolo, detenuto nel carcere di Sciacca dallo scorso sabato, ha chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee, ma poi si è avvalso della facoltà di non rispondere, evitando di fornire ulteriori dettagli sulla sua versione dei fatti. All'interrogatorio erano presenti il giudice per le indagini preliminari Antonino Cucinella, il sostituto procuratore della Repubblica Alberto Gaiatto e i legali difensori di Ruvolo Antonio Palmieri e Aldo Rossi. L'inchiesta prosegue per chiarire eventuali responsabilità e dinamiche del delitto. Ha passato quasi 30 anni dietro le sbarre, molti dei quali al 41 bis, Orazio Paolello, ex boss della Stida di Gela, ha ottenuto la semilibertà, una decisione che riapre ferite profonde, soprattutto perché ha perso tutto per la sua violenza. Geritalia. Un nome che fa paura, una scia di sangue che attraversa la storia della mafia siciliana. Orazio Paolello, oggi quasi sessantenne, ha ottenuto la semilibertà dopo decenni di carcere. Il tribunale di sorveglianza ha ritenuto che ci siano le condizioni per un alleggerimento della pena. Così da oggi lavorerà in un'attività commerciale a Mantova per poi rientrare in cella ogni sera. Il suo passato è segnato da numeri agghiaccianti: 34 condanne, 5 per strage, 41 tra omicidi e tentati omicidi. Era lui a spingere per piegare i commercianti al pizzo, fino al tragico omicidio di Gaetano Giordano a Gela, estratto a sorte tra chi si era ribellato. E oggi proprio Franca, la vedova di Giordano, che ha trasformato il dolore in impegno nei percorsi di giustizia riparativa, racconta le sue sensazioni dopo questa decisione. Mi auguro che la sua scarcerazione sia intanto meritata, che lui possa essersi ravveduto per tutto quello che ha fatto, perché mi pare che non abbia solo sulle spalle l'omicidio di mio marito, e che se ha intrapreso un percorso, tra virgolette, di rinascita e di, che le posso dire, di acquisita nuova dignità, sono ben contenta per lui. Paolello da anni ha avviato un percorso di cambiamento, vicino a realtà come Nessuno Tocchi Caino, che lotta contro l'ergastolo stativo, ma non ha mai collaborato con la giustizia, né ha mai chiesto perdono ai familiari delle vittime. È andata così, ma io non pretendo dalle scuse, insomma, queste sono circostanze in cui le scuse non fanno nessun effetto, ecco. Non so se mi piacerebbe avere la possibilità, ecco, sono sincera.
La mafia della provincia di Palermo si era infiltrata anche nel mondo della produzione vitivinicola di qualità. La famiglia mafiosa di Camporeale usava le cantine Rapitalà come un bancomat personale della cosca. In carcere 6 persone, indagato anche il sindaco del paese, Manlio Viola. Usata come il bancomat personale della cosca di Camporeale. Una delle più importanti aziende vitivinicole siciliane, la Rapitalà, sarebbe stata completamente assoggettata a Cosa Nostra, tanto che parte del gruppo dirigente dell'azienda intratteneva rapporti con i boss. Emerge da un capitolo inquietante dell'inchiesta sulla mafia di Camporeale che ieri ha portato in carcere 6 persone. Il capomafia detenuto mandava ordini attraverso la moglie al reggente della famiglia e controllava gli affari della cosca. Ma dalle intercettazioni emergono anche i rapporti con le cantine Rapitalà. La famiglia mafiosa di Camporeale, si legge nell'ordinanza firmata dal GIP, riceveva con cadenza mensile sia somme di denaro contante che altri beni provenienti dalla cantina tramite alcuni suoi dipendenti evidentemente contigui al sodalizio mafioso. Si trattava di vino, di carburanti e di altro. Nel tempo presso la cantina avrebbero lavorato oltre una dozzina di uomini della famiglia mafiosa. I soldi invece venivano versati al reggente Antonio Scardino, che li consegnava ad Anna Maria Colletti, la moglie del capomafia in carcere Antonino Sciortino. Il denaro serviva a pagare la difesa di Sciortino e a procurargli quel che occorreva. Dal carcere infatti Sciortino usava la moglie anche per portare ordini e disposizioni. Gli interessi della cosca nel vino riguardavano anche altre aziende, ma Rapitalà è certamente la più grande. Fondata da una famiglia di origini francesi nel 1968, la tenuta Rapitalà oggi produce oltre 2,5 milioni di bottiglie ogni anno che vengono vendute in tutto il mondo. E l'azienda vitivinicola tenuta Rapitalà in una nota afferma la propria estraneità a contesti mafiosi, dichiara di essere a disposizione degli investigatori e degli inquirenti per ogni accertamento opportuno e necessario. Un enorme giro di false fatture e vendita in nero di gasolio agricolo che finiva nelle pompe di benzina a prezzi concorrenziali. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, assieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo di 10 complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie per oltre 15 milioni di euro. Le indagini avrebbero svelato l'esistenza di un'associazione delinquere attiva nelle province di Palermo, Agrigento e Catania. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sul caso di presunti contributi all'ex sindaco di Avola, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata. Ai nostri microfoni lui minimizza e parla di normale autofinanziamento. Luca Ciliberti. Ci siamo autofinanziati per mantenere quella libertà e quella indipendenza che noi tutti ricerchiamo, quindi nell'attività politica. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sul caso di presunti contributi in contanti che alcuni ex consiglieri e assessori del comune di Avola avrebbero erogato all'ex sindaco, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata, quando era primo cittadino. Il fascicolo riguarda atti non costituenti reato e quindi al momento senza indagati. Gli episodi evidenziati risalirebbero al periodo tra il 2017 e il 2022. Come si fa a mantenere la sede, il gazebo, a organizzare la serata per vedersi? Ci si autofinanzia, ma fanno tutti così, quindi non capisco neanche dove sta la novità. Io mi ricordo che quando iniziai a fare il consigliere comunale, mi ricordo che noi versavamo 30 euro, Luca, a testa, e tu eri uno di quelli che partecipava e metteva 30 euro per avere la nostra sede. Gli assessori mettevano invece 200, 300 euro, ognuno metteva quello che poteva e ognuno contribuiva. Cannata è convinto che queste rivelazioni alla stampa siano state divulgate con il solo scopo di screditarlo in un momento politico in cui proprio il deputato nazionale sta ricoprendo spazi importanti in Fratelli d'Italia in Sicilia. I vertici del partito, come ovviamente sanno, conoscono quella che è la mia attività da sempre, conoscono quello che è il nostro modo di agire e quindi in tal senso si lavora in condivisione in quello che è un percorso di rispetto delle norme e, ripeto, dell'etica che per noi è fondamentale. Ad avvalorare le dichiarazioni del sindaco il fatto che queste rivelazioni siano circolate già in campagna elettorale nel 2022 attraverso numerose segnalazioni a più organi di stampa. Ma le antipatie purtroppo esistono, esiste il fuoco amico, esistono i cugini, in questo caso ex consiglieri che ora sono passati in Forza Italia e che tendono quindi di attaccare me perché magari pensano che così possono avere qualche voto in più di consenso, offuscando la mia immagine o screditandomi o azionando una macchina del fango. Ma noi basiamo il nostro consenso da sempre sui fatti. A Catania sono stazionarie le condizioni del vigile urbano colto da malore mentre effettuava delle multe. Intanto l'opposizione incalza il sindaco Trantino, dice troppe auto e pochi parcheggi. Tonino De Mana.
è in condizioni cliniche stazionarie ed è ancora in prognosi riservata. Il vigile urbano colto da malore mentre si confrontava con alcuni commercianti che si lamentavano per le multe fatte in via Gabriele D'Annunzio. Da lì l'infarto e la disperata corsa in ospedale. Sosta selvaggia, anarchia e inciviltà sono al centro di una polemica politica con l'opposizione che incalza l'amministrazione Trantino. Giornalmente sono 300.000 le auto che arrivano in centro a Catania, ma la città è veramente pronta a sostenere questi flussi e i servizi di trasporto sono adeguati? È una città dove Catania, dove mancano le infrastrutture, mancano i servizi. L'utilizzo indiscriminato di questo sistema potrebbe diventare una soluzione punitiva piuttosto che una soluzione reale al problema. E allora bisogna andare alla radice, bisogna investire in servizi e solo così possiamo andare realmente a risolvere questa problematica. E resta risolto il nodo dei parcheggi. Uno su tutti, quello di Piazza della Repubblica, ovviamente quello è un parcheggio di privati. Qui l'amministrazione non dà risposte e non ci spiega come si devono muovere i catanesi. Se poi consideriamo quelle che sono le corse della metro e soprattutto la possibilità dei disabili di accedere anche alle metro, la situazione è tragica. In via Etnea una sfilza di auto, una dietro l'altra, rigorosamente in sosta vietata ed un cartello che indica anche il divieto di transito per cicli e motocicli. Qualcuno lo rispetta e soprattutto c'è qualcuno che controlla? Una breve pausa e poi la situazione sull'Etna. Assalto di turisti, il Codacons chiede regole e propone un decalogo, perché l'Etna non è un parco giochi. Intanto il fronte lavico si arresta e il maltempo frena anche l'invasione di turisti e curiosi. Eva Spampinato. L'Etna non è un parco giochi. Il Codacons usa la parola che forse tutti avrebbero voluto dire in questi giorni, commentando le immagini dell'allegro assalto al vulcano per uno scatto sulla lava circondata dalla neve e illuminata dalla luna, ma che nessuno ha voluto pronunciare, utilizzando termini più diplomatici come invito alla prudenza. L'Associazione dei consumatori denuncia la situazione sempre più critica che si sta verificando sull'Etna e non solo negli ultimi giorni, ma ogni fine settimana, quando migliaia di visitatori si riversano senza alcun controllo e senza le necessarie misure di sicurezza sui tornanti della montagna come sui sentieri innevati. L'assenza di regole chiare e di un coordinamento efficace tra le istituzioni sta trasformando l'area in una zona di pericolo per turisti e residenti, scrivono in una nota. L'associazione stila anche un decalogo con i consigli per una escursione sicura sul vulcano, dove le temperature estreme, i possibili crolli, la scarsa visibilità dovuta a nebbia e fumo e l'attività vulcanica possono trasformare un'escursione in una tragedia. È necessario un confronto immediato tra istituzioni, esperti e associazioni per stabilire regole chiare e garantire un accesso controllato alle aree più delicate, conclude il Codacons. Intanto il fronte lavico, partito dalla fessura alla base della Bocca Nuova a quota 3.000 metri, rimane fermo a quota 1850 e anche l'attività dello Stromboli, che non è collegata, rientra nella norma. E se non sono bastate le ordinanze dei sindaci a fermare le frotte di curiosi, ci ha pensato il meteo. Lungomare deturpato a Catania, una fogna a cielo aperto sversa sul marciapiede a ridosso della fermata dell'autobus. Intanto l'enorme voragine resta in bella mostra con tutti i rischi che ne derivano e non manca l'ironia. Sentiamo perché da Tonino De Mana. Da lungomare liberato con le iniziative sportive e culturali legate alla pedonalizzazione a lungomare deturpato, con il grigio del cielo e l'acqua delle pozzanghere che si confonde con la fogna a cielo aperto che attraversa il marciapiede e finisce dritto nel tombino. Odore nauseabondo che rende fastidiosa l'attesa del bus alla fermata, nella fattispecie del 534. È una delle tante segnalazioni arrivate in redazione, l'abbiamo vagliata ed abbiamo aspettato qualche giorno con la speranza che il disservizio potesse rientrare. Ed invece no. La fogna che vedete fuoriesce da questo muretto ricoperto dalla vegetazione e lo fa da una decina di giorni. Ci chiediamo, è possibile che nessuno veda? Ed invece è ben visibile, anche se ha perso l'attrattività dei primi giorni, l'enorme voragine apertasi sul lungomare. Restano le transenne ed approssimativi segnali di pericolo, alcuni illeggibili perché corrosi dalla salsedine, e sarebbe opportuno mettere in sicurezza tutta l'area perché l'assenza della ringhiera potrebbe rappresentare un serio rischio, soprattutto per i bambini.
Poggiato a terra non passa inosservato un cartello di divieto di sosta per evento sportivo. Divieto di sosta per evento sportivo, mi sai dire quale? Il salto della fossa probabilmente, nella nuova categoria olimpica del 2028 a Los Angeles, non lo sa? Nuova disciplina olimpica, quale? Il salto della voragine. Dulcis in fundo, allagata anche la pista ciclabile. Breve pausa e poi il calcio con il Catania che si prepara alla trasferta di domenica in Puglia contro l'Altamura e invece il Messina che è sempre più in crisi. Eccoci al calcio, il Catania prepara la terza trasferta del mese in Puglia. Domenica i rossazzurri giocano in casa dell'Altamura, mentre per il futuro della dirigenza prende sempre più considerazione Torre del Grifo. Marco Carli. Dopo Cerignola e Monopoli un'altra trasferta pugliese per il Catania. Domenica rossazzurri sul campo dell'Altamura, squadra neopromossa che da dicembre, dopo aver giocato per quasi mezza stagione le gare interne al San Nicola di Bari, è tornata nella propria casa, lo Stadio d'Angelo, riadattato per ospitare partite di C. A proposito di casa, negli ultimi giorni per il Catania si è parlato molto di Torre del Grifo. L'interesse è concreto, la visita di domenica con Pelligra, il fratello Paul e Grella è servita per rafforzare l'opinione. A inizio marzo si dovrebbe entrare nel vivo dell'operazione con un Pelligra che raccontano, dopo la contestazione post-casertana, ancora più convinto di investire partendo proprio dalla sede. Qualora Torre del Grifo tornasse ad essere casa, si stanno tentando di capire i passi successivi. 2 strade, rimettere velocemente in funzione i 2 campi in erba, lo spogliatoio e le sale relative alla preparazione, solo costi in tal senso ma minori, oppure riaprire anche il polifunzionale, in tal caso costi maggiori, ma anche ricavi a copertura parziale dell'investimento. Vedremo come la questione si svilupperà a partire appunto da marzo. Intanto c'è da portare avanti questa stagione con le difficoltà relative acuite dal pareggio interno con la Casertana. Toscano, al rientro dalla squalifica, vuole replicare ad Altamura, trasferta aperta ai tifosi etnei, il risultato di Monopoli per rilanciare la corsa playoff in attesa delle decisioni soprattutto sulla Turris, che ridisegnerebbero la classifica. Alcuni giocatori tornano ad eseguire parte del lavoro con la squadra, quelli annunciati dall'allenatore, ma si va verso un 11 del tutto simile a quello schierato nelle ultime 2 partite. In casa del Messina Calcio invece situazione sempre più ingarbugliata. Francesco Triolo. Doveva essere la giornata delle spiegazioni, quelle che la proprietà di AAD Invest voleva e deve dare ad una città intera dopo il mancato pagamento degli oneri a INPS e Fisco e che costeranno al Messina una penalizzazione tra i 2 di 6 punti in classifica. Quelle spiegazioni però non sono arrivate perché la prevista conferenza stampa del presidente Stefano Alaimo è stata annullata per un attacco febbrile dello stesso referente della società che ha acquisito l'80% delle quote dell'ACR. L'unica spiegazione è quella che la AAD Invest ha dato attraverso una nota sul proprio sito addebitando il problema del mancato pagamento ad un blocco dei conti corrente per il caso Deinz in Belgio. Una motivazione che non ha convinto. La conferenza stampa della squadra di ieri pomeriggio quindi è l'ultimo capitolo di un libro che tutto l'ambiente ha timore a sfogliare, anzi il penultimo perché stamattina la situazione non è certo migliorata, piuttosto si è fatta ancora più delicata. A lanciare un autentico appello sono stati 2 dirigenti dell'ACR Messina, il consulente Francesco Lafauce e l'addetto stampa Davide Gambale, che attraverso i social hanno lanciato l'hashtag Salviamo la biancoscudata, allegando una distinta che certifica l'avvenuto versamento di una donazione al club per il pagamento dei contributi, nella speranza di limitare il danno della penalizzazione. Senza una voce della proprietà e senza atti concreti, ha tutte le sembianze di un disperato tentativo in extremis. È tutto per questa edizione, mi fermo qui, vi ricordo la prossima alle 14, dopo di noi ci sarà la rassegna stampa, oggi curata da Marco Carli. Grazie per l'ascolto e buona giornata.